Buongiorno, buongiorno a tutti. State tutti bene? Spero di sì. Sono Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, con la mia cagnolina Brenda. Oggi vi accompagneremo nell'ultima passeggiata nel bosco, ma non preoccupatevi, ci rivedremo ancora e molto presto. Vedete il bosco, nonnini? Siamo in pieno inverno. Questa stagione deve parte del suo fascino alle foglie degli alberi, che in questo periodo cadono come difesa contro il gelo per proteggere l'albero dal freddo. E tutto questo rende l'atmosfera dei boschi più magica e romantica. E anche se la pioggia e il cielo grigio portano via la magia del sole dell'estate e la temperatura cala, la natura riesce sempre a riempire e valorizzare il paesaggio di un'incredibile bellezza. Visto che tra qualche giorno è Natale, volevo mostrarvi un po' di piante che lo ricordano tanto. Come non nominare per esempio l'agrifoglio, una pianta proprio associata al Natale e per via delle sue bacche rosse è molto utilizzato per creare ghirlande, per decorare case e per chi non lo sa, nel passato era considerata una pianta portatrice di fortuna. Veniva usata per scacciare la sfortuna delle case, portando serenità e protezione. Purtroppo non posso ancora venire a trovarvi, ma con il cuore e un po' di immaginazione, in questo periodo così difficile, consegno a voi tutti un rametto per trasmettervi veramente serenità e regalarvi un po' di speranza. Un'altra pianta che insieme all'agrifoglio è sempre simbolo del Natale è l'abete. Chissà quanti ricordi vi evoca, come per esempio quando eravate piccoli e andavate nei boschi a raccogliere il muschio per il presepe, o quando addobbavate l'albero con castagni, noci, pigne e frutta, decorazioni diverse da quelle di oggi. Oppure ancora quando giocavate alla tombola, dove i numeri venivano coperti con i fagioli. Ed infine quando si intonavano i canti natalizi. Insomma, tutto questo insieme riusciva a creare un momento magico, dove si sentiva molto il calore e l'affetto delle famiglie. Come sempre, prima di salutarvi, volevo leggervi una poesia citata da uno scrittore, Roberto Piumini, che mi sembra possa raffigurare il nostro desiderio di questo momento difficile. Quest'anno Natale mi ha fatto un bel dono, un dono speciale. Mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole e sorrisi di amici sinceri. Non voglio più niente dei vecchi regali. Ad ogni Natale io voglio la gente. Buon Natale, buon Natale, buon Natale da Elena e Brenda.